Allora, per capire cosa sta succedendo, ci colleghiamo con Roma. Come anticipato, abbiamo il senatore Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle, l'elevato, come vedete qui da questa immagine stasera. Buonasera senatore, come va? Buonasera Marino, tutto bene? Grazie per l'invito, è un piacere essere nuovamente con lei. Bene, da noto podista, cestista, come devo dire, grande in bocca al lupo, mi raccomando, che deve tornare a correre, velocissimo. Sì. Me l'ha detto, ormai lo sa che io non risparmio nulla in onda, ormai le dico le cose. Ma certo, no, ho fatto un piccolo intervento chirurgico al menisco di pulizia e artroscopia con inserimento di PRP e cellule mesenchimali staminali. Benissimo, perché sennò io vado lungo, come si suol dire, quindi ecco, restiamo sulla Niente politica. di grave. Senta, allora intanto mi sa che c'è più di qualcosa che è bene chiarire. Come la state vivendo sta cosa? Cioè, Conte è noto per, la banalizzo ma perché no, tutti hanno visto lo scontro, le PEC, ti tolgo lo stipendio, allora caro Grillo, come facciamo per tutta una serie di decisioni che devono essere prese anche sulla gestione interna, sul ruolo dello stesso Grillo, insomma Conte però, dicevo la faccio semplice, è uno che piano piano si è ricavato uno spazio più o meno mangiandosi un po' tutti, ecco, utilizzo questo titolo, però è una leadership che alla fine si è rivelata forte. Mi dica intanto cosa sta succedendo, poi le chiederò da che parte sta. No, ma intanto lei ha iniziato dicendo come la state vivendo. Io non posso dire come la sto vivendo io, e non sicuramente bene dal punto di vista umano e morale, come posso dire, come sentimento, al di là della razionalità politica che poi deve guidare le scelte di una forza politica. E non la vivo bene perché è del tutto evidente che il mio rapporto con Beppe nasce quasi 20 anni fa ormai. Guardi, non le nascondo che lo scorso fine settimana, facendo uno dei miei ex soci di studio che faceva pulizia in soffitta, ha trovato una foto e mi ha mandato la foto di me con Beppe del 2005 con una sua dedica, e certamente quindi oggi vedere questo scontro e anche la crudezza di questo scontro, a mio avviso una parte di irrazionalità di questo scontro non mi fa stare bene, perché penso che Beppe stia sbagliando. Penso che abbia sbagliato il modo con cui si è approcciato alla Costituente, per una serie di motivi che secondo me vanno anche ricostruiti. A me non piace tantissimo parlare delle questioni interne di una forza politica, della mia forza politica, non perché ci sia nulla da nascondere, è bene che tutti conoscano più o meno le posizioni degli altri, eccetera, e anche i fatti, gli eventi, ma perché penso che chi fa politica dovrebbe occuparsi pensare della gente, dei problemi. Sì, ho capito, chiaro. Risolvere altre cose, ad altre questioni che al proprio ombelico, quindi non ne parlo, però è anche normale che mediaticamente sia un tema rilevante. È stato chiaro, cioè lei ha detto penso che Beppe stia sbagliando, cioè a sbagliare tra i due Grillo, perché? Sì, e adesso cerco di spiegarlo. Intanto perché del percorso della Costituente, questo grande scontro nasce con la prima lettera di Grillo che scrive a Conte: apprendo che stai facendo, vengo a sapere che stai facendo questo percorso, vorrei saperne di più, e con alcune perplessità. In realtà Beppe di questo percorso è stato informato il venerdì successivo alle elezioni europee, a Roma, quando è sceso a Roma per incontrare Beppe, per incontrare Giuseppe Conte, e sapeva perfettamente quello che volevamo fare ed è stato sempre informato. Sbaglia perché poi l'ha messa sul piano legale, è stato lui, poi ha fatto il simbolo del Movimento 5 PEC per irridere un po' la PEC, ma la prima l'ha mandata lui.
e ha avuto una risposta altrettanto formale, dove si mette in evidenza il fatto che quando c'è un contenzioso se un soggetto ha un contenzioso con il Movimento 5 Stelle, per statuto non può avere incarichi dal Movimento 5 Stelle, e quindi si mette in discussione il suo incarico di consulente. Sì. Esatto, cioè è lui che si è messo, e per questo dico che sta sbagliando. Sta sbagliando perché è un processo veramente partecipato e partecipativo. Ci sono state 22.000 proposte da parte dei nostri iscritti sui temi da affrontare nella Costituente. Oggi stiamo votando per decidere quali sono le priorità tra questi 22.000 temi accorpati in 20 cluster. Ci saranno 300 iscritti sorteggiati assolutamente casualmente, in modo casuale, con una procedura trasparente garantita da un notaio, non dal notaio del Movimento 5 Stelle, ma da un notaio terzo, che determineranno poi le proposte da fare all'Assemblea, e poi ci sarà il voto dell'Assemblea. Io credo che mai come in questa fase ci sia una vera partecipazione dal basso il rilancio, quello che noi proviamo a far diventare un rilancio della proposta politica del Movimento 5 Stelle, e in questa fase Grillo contesta la partecipazione e la trasparenza, quindi sbaglia. Io mi è capitato, e guardi, con questo chiudo, per dire perché secondo me Beppe sbaglia e cosa secondo me avrebbe dovuto fare lui, perché l'ho detto anche in assemblea congiunta dopo le europee. Io credo che il Movimento 5 Stelle ha avuto un'evoluzione fortissima negli anni. Ho partecipato a tutte le fasi di questa evoluzione, sì, dal poco al boom alla ridiscesa, e oggi diciamo un po' a stagnazione, nel senso, perché non è un crollo, no? Poi il risultato delle europee è assolutamente, come posso dire, viziato dai numeri dell'astensionismo al sud rispetto al nord, quindi in realtà io sono convinto, però con grandi differenze tra le regioni, no? È chiaro che siete più forti al sud, come sempre, ma come sempre, ma proprio perché noi siamo più forti al sud, se al sud va a votare il 20% in meno rispetto al nord, sì, è chiaro che il numero nazionale è viziato da però poi voglio parlare appunto anche del rilancio e di quello che succede sul fronte di attualità. No, cosa voleva dire? Volevo concludere dicendo che proprio in un'assemblea congiunta io ho detto che invece va definitivamente sgomberato il campo quasi di freno della possibile attrazione della mia forza politica dai cittadini, che vedono un contrasto evidente tra il Movimento 5 Stelle, quel simbolo che è ancora legato al modo con cui il Movimento faceva opposizione, alle battaglie che abbiamo fatto, apriremo il Parlamento come una scatoletta di tonno, tutte quelle cose, giusto o sbagliate che siano, e la faccia di Giuseppe Conte che non lega con quella storia, perché non fa parte di quella storia. Giuseppe Conte ha una leadership indiscutibile e indiscussa, ha un gradimento nel paese più alto di quello che abbiamo noi, ha consentito al Movimento 5 Stelle di sopravvivere nel 2022 alle elezioni politiche, quando fino a 2 mesi prima eravamo morti perché eravamo al 7% nei sondaggi. Ha rilanciato la nostra azione politica, ma quella faccia e quel modo di fare politica rispetto a quel simbolo stanno male insieme, e questo è un freno per tanti che alternativa potrebbero votare. Non ha mica detto una cosa da poco, adesso cerco di interpretarla, lei mi dirà dove mi dice fermo quando sbaglio. Primo, intanto ha dimostrato che nonostante il fazzoletto, il bel vestito e le cravatte, sa anche essere un leader sudato, non so come dirlo, no? Cioè certo, un capopopolo. Poi però è vero anche quello che dice lei, e se io devo interpretare quello che mi dice lei, vuol dire che quel movimento, quel simbolo deve diventare qualcos'altro, un altro simbolo, un altro nome. Così. Cioè, cosa mi dice? Nasce un partito nuovo, un nome nuovo? No, non sto dicendo, ecco, questa è troppo, è andato un po' oltre rispetto a quello che intendevo dire. Intendo dire che un rinnovamento di una forza politica passa anche per una modifica del simbolo, e potenzialmente per il cambiamento del nome, o comunque per un rinnovamento anche del brand di quella forza politica, e che in qualche modo questo non significa archiviare
della storia del Movimento 5 Stelle, significa prendere atto dell'evoluzione della storia del Movimento 5 Stelle. E secondo me Grillo in questa fase avrebbe dovuto fare il padre nobile della fine di una storia come l'abbiamo vissuta. Ma lui non la condivide purtroppo, cioè non è uno che va per il sottile, no? Non la condivide, però non si può sul presupposto che manca trasparenza e partecipazione dire siccome non la condivido io non potete fare, perché siamo una comunità che decide con le regole della comunità, che la comunità si è data. È un movimento un po' più Di Maio che Di Battista, no? Cioè è un movimento un po' più Patuanelli che mi viene in mente tra i tanti che sono anche un po' passati, cioè ha capito? Quello un po' più in giacca e cravatta, cioè governativo, nel senso che è chiaro che non sono tutte manifestazioni, cioè poi la politica è anche trovare delle soluzioni, no? E quindi governare. Ma anche perché noi abbiamo navigato per qualche anno con una barca a vela nel mare dell'opposizione, dopodiché ci siamo trovati sulla terra, che è la terra del governo, ed è evidente che non puoi andare per terra come vai per mare. Devi avere un altro strumento, devi avere una bicicletta o un altro mezzo di trasporto. Però Gianroberto Casaleggio, che lei conosceva, nel momento in cui Patuanelli e Gianroberto Casaleggio, che conosceva molto bene anche lei, sicuramente avrebbe detto restiamo per mare finché non abbiamo il 50+1, no? Ma allora se ragioniamo così... è così ragionavate, diciamo. No, assolutamente sono d'accordo. Io sono convinto che non ci avrebbe fatto fare il primo governo con la Lega. Esatto. Personalmente, poi nessuno può smentirci, né chi pensa il contrario come pensa Davide Casaleggio, che ha recentemente dichiarato mio padre avrebbe comunque fatto fare quel governo. Io ritengo che invece non l'avrebbe fatto fare, però stiamo parlando di un movimento in cui appunto era Gianroberto che decideva se si fa o non si fa un governo. Oggi noi facciamo un percorso leggermente diverso e partecipativo, vero, della nostra base, dei nostri iscritti, e questo che credo sia un errore di fondo che sta facendo Beppe, che avrebbe dovuto accompagnare questa fase lanciando in qualche modo, la banalizzo, avrebbe dovuto dire adesso avete le vostre gambe, potete continuare a camminare da soli, io ho fatto quello che dovevo fare, abbiamo ottenuto tanti risultati, senta Patuanelli, poi diventa una cosa simile al PD allora? Se poi si parla di campo largo, perché alcuni principi fondamentali della nostra attività politica che non sono messi in discussione da questa, non sono messi in discussione perché sono certo che i nostri iscritti hanno quella posizione, quel radicamento. È chiaro che facciamo parte di un campo politico di centrosinistra, del campo progressista, ma abbiamo molte cose diverse dal Partito Democratico sui temi della giustizia, sui temi della politica estera, che non è un'incompatibilità potenziale di governo, perché poi abbiamo visto che a governare assieme siamo stati capaci, almeno a mio avviso siamo stati capaci, significa non essere la fotocopia uno dell'altro, che è anche un valore elettorale, no? Perché se sei la fotocopia uno dell'altro, alla fine il bacino elettorale è lo stesso e non ampli lo spettro di potenziali elettori. Invece credo che su certe cose le differenze col PD ci siano, è giusto che siano così, quello che conta è costruire un rapporto franco, sereno, di confronto e reciprocamente rispettoso gli uni degli altri. Senta, ultima, perché poi veramente vorrei chiedere anche un paio di cose di attualità, diciamo, fuori Movimento 5 Stelle. La prima è, allora, quindi questo simbolo, questo nome qual è? Cioè l'avete già pensato allora? No, assolutamente no. Io ripeto, questa è la mia idea, ma potrò essere smentito dalla base dei nostri iscritti, che magari non avranno nessuna intenzione di proporre cambiamenti. Ma Beppe lo ha sentito, Grillo lo ha sentito, che ha detto, quello che lei ha detto stasera qui lo ha detto a lui, cioè Beppe secondo me tu sbagli. Io glielo dico, il fatto che la storia del movimento ci sta portando in un luogo che secondo me lui fa difficoltà ad accettare, ed è così, glielo sto dicendo da molto tempo. Io l'ho sentito l'ultima volta il venerdì successivo alle elezioni europee, dopodiché non l'ho più sentito.
Va bene, senta, si è fatto un gran parlare anche stasera chiaramente del decreto sicurezza, dell'arresto per esempio per le manifestazioni, cioè coloro che bloccano, no, le auto, quello che abbiamo raccontato tante volte in episodi anche che molto hanno colpito e creato un vero pericolo, perché poi qualche automobilista, no, che può reagire male. No, certo. Ecco. Però è un intervento criticato, questo poi in particolar modo, ce ne sono altri, ma questo in particolar modo. Lei che pensa? No, io penso che questo governo si sta caratterizzando per una serie di modifiche al codice penale o al codice di procedura penale un po' sull'onda della pancia del paese, partendo dai decreto rave ad altri decreti che hanno modificato via via il codice penale. Poi ovviamente invece per i colletti bianchi c'è l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio che salva e crea una giustizia classista, per cui chi corrompe o è corrotto può continuare a farlo, non ha nessun rischio. Chi invece fa una festa con 51 persone rischia di essere arrestato in flagranza di reato. Credo che sia il modo sbagliato per affrontare il tema della sicurezza, che è un tema reale. Oggi c'è stato un question time col ministro Piantedosi, un'interrogazione fatta da Matteo Renzi, quindi non da noi, che citava i dati in crescita di tantissimi reati, dai furti alle rapine alle percosse, dati allarmanti, però serve non cambiare il codice penale, serve per aumentare la sicurezza, serve procedere con più forze sul territorio, con una razionalizzazione delle forze dell'ordine rispetto ai propri compiti, serve assumere più personale, serve dare più dignità al lavoro della pubblica sicurezza e delle forze dell'ordine, serve aumentare gli stipendi dei poliziotti e dei carabinieri, della Guardia di Finanza, e questo non mi sembra sia nell'agenda di questo governo. Senta, eppure c'è stata, diciamo, una quasi totale sintonia. Parlo per esempio del Green Deal, no? Avrà sentito o letto comunque quello che dicono da Confindustria e quello che sostiene questo governo, cioè la casa, no? Gli interventi sulla casa e l'auto elettrica entro il 2035, cioè cose che derivano dall'Unione Europea e che gli imprenditori stessi dicono, no, a questo governo: guardate che ci manda a carte 48, una cosa del genere, o favorisce una parte di mondo che crea tutta la componentistica necessaria per sviluppare questo tipo di politiche in rapidità, cioè ci facciamo male da soli. Voi che di ambiente molto avete parlato, le stelle che sono nel simbolo, che cosa pensate? Cioè lei con gli industriali ci ha parlato, è stato ministro dello sviluppo economico, insomma mica una cosa da poco. Certo, e penso che il Presidente Orsini farà un ottimo lavoro, è una persona molto capace. È chiaro che non si poteva pensare che dicesse tutto quello che pensa nella prima assemblea di Confindustria, perché ovviamente ha avuto piena sintonia con la Meloni su alcuni temi. Non poteva dire che siamo al 19° mese consecutivo di calo della produzione industriale, che nella legge di bilancio lo scorso anno è stato tolto 1,5 miliardi per l'ACE, che è l'accompagnamento alla crescita economica, che era una misura fondamentale per la ricapitalizzazione delle imprese, che è stato annientato il piano transizione 4.0 che avevo fatto io con oltre il dimezzamento delle aliquote di credito d'imposta, che il piano transizione 5.0 sostanzialmente non esiste perché abbiamo aspettato 1 anno e mezzo i decreti attuativi e ci saranno 6 mesi di tempo per fare gli investimenti per le imprese. L'impresa ha bisogno di garanzia sulla durata delle misure e su un arco temporale sufficientemente ampio per poter programmare i propri investimenti. Queste cose credo che Orsini comincerà a dirle fra un po'. Sul tema della transizione ecologica, io non vorrei che passasse il principio non possiamo fare alcune cose perché distruggiamo le nostre aziende, ma che venisse in realtà utilizzato questo per non fare niente o per mascherare un po' quel negazionismo del cambiamento climatico che aleggia in tante forze di destra e che secondo me è molto pericoloso. Abbiamo passato un'estate
particolarmente rovente, sì. E credo che Mercalli, il geologo, ha detto stiamo contenti perché questa sarà l'estate più fresca dei prossimi 50 anni. Esatto. Credo che qualcosa si debba provare a fare, e non può neanche valere il principio siccome non lo fanno gli altri non lo deve fare neanche l'Europa. Bisogna invece attivare dei meccanismi, un po' come si è fatto con l'acciaio, lo banalizzo, l'aggiustamento, il prezzo al confine dell'acciaio esiste già, perché le produzioni europee di acciaio hanno necessità di investimenti maggiori, perché le regole di produzione dell'acciaio sono molto più stringenti dal punto di vista ambientale, e quindi l'acciaio che arriva dall'India o dalla Turchia, fino a quando non è all'interno del perimetro europeo, è soggetta sostanzialmente a un dazio, e quindi costa un po' di più, perché così è meno competitivo sul mercato rispetto all'acciaio prodotto in Europa, perché altrimenti c'è un dumping di competitività nei confronti di quei paesi che non stanno facendo niente rispetto alla transizione ecologica. E questo è il ragionamento che va fatto. Per alle imprese bisogna proporre un patto per non rifare l'errore che abbiamo fatto noi, quindi non lo sto imputando ad altro, di arrivare da un giorno all'altro, ad esempio con la norma sulla plastic tax, per poi scoprire che non entrerà mai in vigore perché ogni anno viene prorogata. Però la plastic tax doveva entrare in vigore il 1° dicembre 2019. Oggi siamo alla vigilia della legge di bilancio per il 2025 e ancora non entrerà in vigore, ma nel frattempo non è stato fatto molto per consentire alle imprese che fanno uso della plastica di superare la plastica come materiale di utilizzo, quantomeno per il packaging e gli imballaggi, e invece bisognava fare quello. E ripeto, lo sto imputando a me, per chiarezza, perché non voglio dare colpe ad altri. Senta. Lì è stato fatto un errore, invece bisogna mettere, perché parlo di un patto con l'impresa, bisogna mettere nelle condizioni le imprese di avere le risorse per la transizione e accompagnarle in quel percorso. Dopodiché, se qualcuno con le risorse a disposizione, con il tempo per farlo, non lo fa, allora diventa un problema suo e starà fuori mercato. Senta Patuanelli, vediamoci un po' più spesso, dai, ora c'era anche un po' la contingenza di quello che sta succedendo, no? A proposito del cambiamento climatico, siamo piombati in novembre invece, a parte insomma in queste ultime 2 giornate un po' più di caldo c'è. Lei è triestino, sa chi c'è dopo di lei che lascia Trieste dopo oltre 50 anni? Don Ettore Malnati, che lei conosce... Credo bene, insomma, avrà seguito forse un po' la vicenda. È un po' uno shock, no? Dopo lo saluteremo. Che saluto con grande affetto e con un cortese grazie per tutto quello che ha fatto in questi anni, ed è un dispiacere pensare che non sarà più fisicamente nella nostra comunità. Penso che Trieste lo porterà con sé e lui porterà con sé Trieste. Un prete amico e guida, e tra l'altro fu tra quelli che intervennero anche al terremoto del Friuli. Grazie davvero al senatore Stefano Patuanelli. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, buona serata, a tra poco dopo la pubblicità.